Rieccoci in studio, siete con Penalty, vi voglio ricordare ancora una volta l'appuntamento importante che chiuderà questa stagione 2013-2014 in diretta qui da Sesta Rete. Avrete modo di seguire questo Penalty Awards, altro non è che il sunto finale di una stagione sul calcio dilettantistico con la premiazione dei migliori giocatori per ogni ruolo, miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante. Ci sarà anche un'appendice legata agli allenatori e ai dirigenti. Questo per quanto riguarda il campionato di eccellenza, per quanto riguarda anche il campionato di promozione, mentre per quanto riguarda il campionato di prima categoria ci sarà soltanto un premio quale migliore giocatore appunto della stagione 2013-2014. Avremo modo di dare ulteriori dettagli già dalle prossime puntate di Penalty. Vi ricordo quindi giorno 25 qui presso gli studi di Sesta Rete questo grande galà dove avrete modo di conoscere i migliori giocatori della stagione, compreso anche tutto il gotha del calcio dirigenziale siciliano. Insomma, sarà un appuntamento da non perdere, che consigliamo chiaramente ai nostri telespettatori che ogni domenica insomma, ci sorprende, ci fa piacere, aumentano sempre di più. Parliamo adesso nella parte finale della nostra trasmissione con gli ospiti sul calcio giovanile, perché insomma lo abbiamo fatto durante il corso della stagione, mi sembra giusto continuarlo ad approfondire, lo facciamo subito con Salvo D'Arigo che allena una squadra di un settore giovanile, per cui insomma chi meglio di lui ci può dare un quadro. Parliamo di un campionato provinciale, non quello regionale, sì. Giusto, quindi quello che si svolge nell'Interland catanese, allenatore della Lever, Nuovo Lever, categoria giovanissimi. Giovanissimi, come è andata? Per te soprattutto? Siamo benissimo perché abbiamo ribadito il risultato dell'anno scorso, anzi migliorato, siamo in nelle finali. Siete nelle finali, sì. Finale dobbiamo disputare il triangolare che ci porterà, speriamo, se riusciamo a vincerlo, alla Quali sono le altre squadre? Provinciale. E questo triangolare insieme a noi c'è l'Audax Poerio di Caltagirone, mitica, storica, e un'altra mitica società che è l'Ardor Sales. E questo ci fa piacere perché finalmente è ritornato in auge l'Ardor Sales. E te lo dice oggi uno che insomma ci ha pure giocato, l'ha pure allenata, Aldo insomma ne è stato anche uno degli artefici ed è la dimostrazione che si ritorna all'antico, no? Perché una storica società come l'Ardor Sales non poteva mancare, soprattutto nel settore giovanile. Ha avuto dei disagi negli ultimi anni fa, ha perso molti ragazzi che sono andati via, la società ha rinunciato anche alla categoria dilettanti, ma ora si sta riprendendo e sta riorganizzando il settore giovanile e la scuola calcio. Poi tra l'altro insomma è una società legata anche all'ambiente religioso. E poi da tantissimi anni che opera storica, il campetto di via Vincenzo Giuffrida. E proprio oggi nel campetto di via Vincenzo Giuffrida si è disputata la prima giornata. Bene. Io da osservatore, giusto, da osservatore attento, a Dorsale si è battuto l'Audax Poerio 2-0 e domenica prossima noi affronteremo l'Ardor Sales. Ah sì, certo, perché poi nel terzo incontro giocherete con l'Audax, quindi sarà già quasi uno spareggio dentro fuori. Certo, un triangolare ogni partita è come uno spareggio. È vero. Com'è andata quest'anno la stagione nell'ambiente giovanile provinciale? In generale? Si è un po' sofferto, in generale, sì. Sia allievi che giovanissimi. Le sofferenze sono sempre economiche. Quello è normale. Peggiorano sempre di più. E meno male che le trasferte non sono tantissime. Certo, e noi per esempio siamo dovuti sobbarcare in un girone provinciale due volte Caltagirone, 2 squadre di Caltagirone, poi una di Scordia e una di Palagonia. Sono anche delle spese per una piccola Certo, società. questo è anche vero, però io credo che questo sia anche positivo per i ragazzini, perché l'idea di partire, giocare fuori, è uno stimolo che anima di più la voglia di giocare. Però purtroppo dal punto di vista dirigenziale organizzativo sono spese che si inseriscono insieme ad altre spese come l'affitto del campo comunale e tante altre cose. È vero. Che schiacciano un pochettino quello che è il settore giovanile qui locale. La mancanza di fondi, la mancanza di contributi, la mancanza anche di strutture fa sì che purtroppo i ragazzi si allenano sempre di meno. È vero. Beh, ragazzi che comunque, qui sicuramente anche Turi mi può confermare, hanno anche altre cose adesso in mente rispetto a 20 anni fa, ormai c'è internet, c'è la PlayStation, insomma ci sono tanti altri interessi, tante altre
divagazioni. Purtroppo, sia nel bene che nel male, indubbiamente, sono sia vantaggi che svantaggi. È vero. Però, come giustamente dice Salvo, bisogna attenzionare, a prescindere dalle strutture, che è una cosa che si ripete negli anni precedenti, quindi ormai è ripetitivo. Storia vecchia. Io direi ed è inutile quasi che si ritorna sempre a parlare di questo problema, perché penso che non verrà quasi mai risolto. Principalmente ci vogliono gli istruttori preparati, molto ma molto preparati, perché come hai detto tu ci sono anche dei ragazzi interessanti, quindi basta seguirli, perché tra l'altro notiamo anche nelle scuole calcio, perché io per tantissimi anni ho fatto scuola calcio, dove ci sono avventurieri, e gli avventurieri purtroppo devono essere eliminati. Poca qualità. Poca qualità a livello di istruttori, questa è la cosa che mi ha fatto sempre pensare. È quella che fa soffrire. Ecco, tu devi insegnare già fin da bambini, poi si vedranno se sono giocatori o meno, quantomeno la cultura, ecco, anche di saper perdere. Si soffre in questo caso, ecco. Soffre un po' la realtà giovanile. E dobbiamo attenzionare il settore giovanile a qualsiasi livello, dove si sta soffrendo. Allora abbiamo bisogno di tecnici. È normale, abbiamo bisogno di tecnici, oltre al materiale anche umano dei ragazzi, certo, però ci vuole il maestro, che deve, se non c'è il maestro hai voglia. Aldo, sì, adesso un attimo, Salvo, volevo parlare con Aldo, perché Aldo ha seguito un po' più da vicino soprattutto i gironi dei regionali, no? Sì, diciamo questo. Una San Pio Ieri sono andato alla a vedere, grande. ieri ho visto San Pio, Santa Sofia, ha vinto 1-0 meritatamente, una squadra sempre che Cioè la San Pio dimostra che comunque alle a livello giovanile è semifinali. sempre... Sì, ma è una squadra assolutamente fatta di che negli anni costruita, poi un dato allenatore tanto. che sicuramente per il settore giovanile in qualche modo è sprecato, perché Antonio Battiato che è preparatissimo. Sì. E quindi comunque abbiamo una squadra catanese, perché l'altra era l'Atena Paternò che è uscita col free time, una squadra catanese che va a fare le semifinali regionali. No, io tu ridi, perché, lo so perché no, ridi. io rido perché sono dei nomi, Salvo qua giustamente me lo può confermare, sì, quasi sconosciuti. nuovi, sconosciuti. Prima insomma Cappuccini, Catane, Palestro, Paisa, stiamo parlando veramente della storia del Paisa, Esatto. Ci sorridiamo, dai, dobbiamo sorridere. Però ricordo qualche anno fa, ecco. Sì, qualche anno fa. È logico. Però, scusa, tu te lo ricordi quando si giocava a Zia Lisa, dove c'erano delle partite allieve, 1000-1500 persone. La domenica mattina. La domenica mattina, che era con uno spettacolo. È vero, è vero. c'era un grande interesse anche perché, Ecco perché allora, il problema è un problema sociale generalizzato. Il problema, come hai detto tu, dei ragazzi che oggi sono attratti da ben altri interessi, indubbiamente, però collateralmente c'è anche il problema che gli spazi e gli orari sono ridottissimi. Ci si incastra dentro l'ora e 20 che la nostra città ha sempre evidenziato, cambi ce ne sono sempre pochi, però erano compensati dal fatto che c'erano le strade e c'erano gli oratori. Ecco, che adesso non ci sono più. Non ci sono però più. c'è un'altra cosa, ci sono molte iscrizioni di squadre dove tolgono, tanto per fare una squadra, società nuove che diciamo così vengono iscritte. Quindi ci vogliono più campi. È chiaro, e quindi ecco, dovrebbe essere ridotto, ecco perché dico c'è molta quantità e poca qualità. Il problema è che i ragazzi hanno voglia anche di giocare. Sta diventando un talk la nostra trasmissione più che di risultati, commenti sportivi. Però è dico, sta diventando un talk ormai la nostra trasmissione. Ma no, vedi, si vede che siamo a fine stagione. Si parla però di settore giovanile. Sì, no. Però è anche vero quello che diceva il mister Di Stefano, perché comunque ormai la scuola calcio è diventato un business, quindi chiaramente e qui spalanchi una porta, Aldo, perché quando tu mi dici una cosa di questa, è un giro diverso rispetto a 15, mi amareggio 20 anni fa. doppiamente, perché hai detto pura santa verità, c'è molto business. Certo. Però nel business molto, anche se le spese ci sacrificio sono, anche, è sacrificio. c'è il fatto che l'unico sfogo per i ragazzi che vogliono intraprendere lo sport del calcio è solo la scuola calcio, non c'è altro. Questo è anche vero. Ai miei tempi, quando ero ragazzino, io avevo la scelta di andare a giocare Atletica o leggera, o in mezzo alla strada, nel cortile o ai Salesiani o in comunque. Ci vorrebbe una puntata Poi, sì, e parlare tipo per proprio di concludere, scuola se calcio, ce ne sarebbe posso, molto, pochi molto secondi, devo dire anche un'altra cosa. Sì, la competenza dei tecnici, però noto ormai da tantissimi anni, c'è anche, e questa è una cultura italiana, anche nel settore giovanile c'è la ricerca spasmodica a qualunque livello, anche nel settore giovanile, del risultato. ed è il grande campione che possa far soldi. Con i risultati ricercati
allora, al di sopra di ogni cosa. E la colpa è questa, si va indietro, principalmente è di noi, di tutti, allenatori, di tutti, principalmente di tutti. nostra, dei dirigenti anche. di conseguenza io l'allenatore gli inculco la mentalità anche al dirigente, ma siccome si fa in simbiosi, dirigente e allenatore purtroppo, non tutti fortunatamente, perché ci siete oggi quelli che fate appunto settore giovanile, lo fate abbastanza bene, avete dell'esperienza, che anche i dirigenti inculcate questa mentalità del non risultato, speriamo ma che le cose che possano deve uscire cambiare. il ragazzo è quello che è importante, se deve fare strada. Allora in questo caso grande. chi ha studiato una mentalità salesiana vi posso dire che allora ai suoi tempi si lavorava molto su questa cosa qui, no? Aldo, me lo puoi confermare? Poi certo, io ricordo anche Ettore come allenatore che in campo era assolutamente... Vabbè, ma però con grande rispetto degli avversari. Questo sempre, però era un appassionato. Vabbè, la passione deve essere sempre importante, perché serve anche da esempio per i ragazzini, perché se il proprio allenatore non trasmette la passione, l'energia, la forza, il ragazzino non lo assorbe. Giusto? Va bene, abbiamo fatto anche in questo caso una marcord su nomi, fatti e misfatti di un calcio dilettantistico giovanile che probabilmente non esiste più. Siamo quasi in chiusura, la passerella finale la facciamo anche sempre con i nostri ospiti, con una pagina totalmente diversa. Allora, il prossimo anno ritorni in campo. Che fai? No, ma in campo, ritorno in campo non come allenatore, assolutissimamente. Questo lo sappiamo che ha appeso le scarpette al chiodo, però dico sicuramente col fischietto in mano, qualche società. No, con la scrivania pronta. Con la scrivania, io sono a disposizione, ci mancherebbe. Quindi c'è questa voglia. Questa voglia ancora c'è. Questa voglia ancora c'è. E quella non deve morire mai. Assolutamente, perché è il mio pane quotidiano. Bravo. Perché è il tuo ossigeno. Il giovane, il mio ossigeno. E sono strafelice. E poi sei in forma. Ma poi il mister è una leggenda. È una leggenda. Mentre invece per Salvo D'Arrigo, a parte questa parentesi bellissima di questa finale che tra poco andrei a vivere la settimana prossima. Ancora, perché io in mezzo ai ragazzi mi sento ancora giovane. Quindi meglio così che ritornare sul calcio dove il risultato diventa fondamentale. Il presidente... non disdegnerei anche di ritornare, sai, qualche volta ci penso, qualche quello è il virus, quello è il virus. Certo, è un ambiente un po', è un sistema di una mentalità un po' diversa. È vero. Però sarei pronto anche per quello. Benissimo. Mentre invece Aldo è pronto per la nuova stagione 2014-2015, perché insomma arrivano voci non più di settore giovanile, perché mi sono arrivate voci tra promozione e prima categoria a vincere, come si suol dire, è un termine che si usa molto nell'ambiente. Finora c'è stato qualche contatto. Ti manca un po' la squadra, no? Vabbè, quest'anno mi sono riposato. Ti sei riposato. L'esperienza di Militello è già dimenticata per fortuna, ma sicuramente comunque ritornerai in campo, perché insomma le voci arrivano, il calciomercato all'interno anche della nostra trasmissione arriva di personaggi che si spostano di squadra in squadra, e in questo caso sono sicuro che anche per te ci sono belle notizie per la stagione 2014-2015, quindi ti auguriamo un in bocca al lupo. Grazie. Un bocca al lupo anche per Salvo D'Arrigo per la sua prossima finale giovanile, mentre invece con Turi Di Stefano, per chiudere, dobbiamo ricordare anche un avvenimento che succederà a giorni. Ecco, questo faccio l'allenatore. Ecco. Fai l'allenatore, però attenzione, l'allenatore è assolutamente goliardico, simpatico, non pretenderai il risultato, mi auguro. Assolutamente no. Per un giorno, allenatore per un giorno. 21, allenatore appunto, per un giorno. Il 21 c'è la partita che Luca Napoli, Italia 20, sta organizzando per 9 anni, un gol alla solidarietà. Chi allenerai? Qual è il Io sono i giornalisti. I giornalisti. Ma sarà uno spettacolo, indubbiamente. Il spettacolo, cioè, sono circa 30. Manca la rappresentanza di penalty però in questo team. Sto scherzando, comunque io ti dico una cosa, che sicuramente, come si vede qui nella schermata, sarà una partita importante per la solidarietà, certo. Tutti i soldi, cioè tutti gli incassi, c'è buoni pasto che si daranno bello. questo già è importante. E vorrai vincere, perché tu non sei un allenatore che si siede in campo l'anno scorso siamo arrivati terzi, quest'anno gli ho detto ai ragazzi, secondi, se no state facendo qualche allenamento? Probabilmente ne facciamo almeno uno, così per organizzare, per stare assieme e poi andare a mangiare la pizza. Benissimo. Ok, perfetto. Come vedete abbiamo inserito anche questa giusta, doverosa promozione per la giusta solidarietà di questo incontro di calcio. Allora salutiamo Alessio.
Sveglia, ti sei addormentato? No, Ettore. Cosa pensavi? È il discorso sui giovani che poc'anzi ti ha colpito? sì, è morto. Poi tu hai prima detto probabilmente non esiste più, io il probabilmente lo tolgo, quel calcio non esiste più e quindi il futuro calcio che ci aspetta non sarà più come quello che abbiamo. Però bisogna essere un po' ottimisti, in chiusura. Ma non lo so, Ettore, finché i media attenzioneranno tutto ciò che non va attenzionato, finché vanno puntati i riflettori su chi dà l'esempio negativo anziché quello positivo, non vedremo altro che bambini di 6 anni e mezzo con la cresta arancione che dicono di essere il Shaarawy o Balotelli. Infatti vorremmo sotto questo punto di vista, proprio a chiusura, dire che forse qualche giocatore potrebbe anche farsi qualche tatuaggio in meno e indossare qualche maglietta un po' più larga anziché attillata e magari usare le cuffie un po' più piccole perché esistono. Ecco, questa è l'immagine di un calciatore che probabilmente insomma non tutti sono d'accordo a vedere. Salutiamo Federica? Senz'altro, io vi saluto in maniera un po' più allegra di Alessio, auguro una buona serata a te Ettore, a voi in studio e ai nostri telespettatori ovviamente. Certo, naturalmente la prossima settimana ritornerà anche l'altra penaltina, Giulia Bonaccorsi, e ritorneranno anche gli altri commentatori Ciccio Rametta e Carmelo Puglisi. Io per quel che mi riguarda vi saluto qui, vi ricordo che siamo in replica alle 23, siamo in replica anche lunedì mattina a partire dalle 8:30 e vi ricordo che potete seguire questa puntata anche in diretta streaming su www.sestarete.org. Vi salutiamo e vi salutiamo da questa settimana con la nuova sigla che serve un po' da apripista alla nuova grande avventura dell'Italia ai Mondiali 2014. Arrivederci e appuntamento alla prossima settimana. Sento sul viso il tuo respiro, cara come sei tu, dolce sempre di più, per quello che mi dai io ti ringrazierei, ma poi non so parlare. Più vicino profumo, stringiti forte a me, non chiederti perché, la sera scende già, l'azzurro impazzirò, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei, un amore così grande. Intorno